tornai a Vignole e la trasmissione non è mai massa tardi per imparare il dialetto o per ricordarlo se se l'è smentegato. E non stai alla lettera M, mi pare, sì. E allora, da che via, Magnadora. Magnadora è la greppia, la mangiatoia. Di solito, che è due tipi di Magnadora, una bassa e un'alta. Quella bassa la serve per i politici, per chi fa sogni, quella alta la serve di solito per i poretti, per quei, non so, imprese che la fanno misteri, insomma. Cioè che queste due categorie, quando si va a torna a Magnadora si dice, guarda, mi va la Magnadora bassa o alta, a seconda di quel che fai, di quel che bisogna. Dopo che Marlos, le tipo Snoll, no? Solo che è un lucchettino che serve per serrare le valigette piccole. E dopo Manarot. Allora, Manarot, mi ha tutte me ricordo anche a me. Manarot è una piccola scure, cioè una piccola accetta. Difatti una volta chi a Vignole ne va in giro, qualche uno va in giro anche adesso, proprio con Manarot che ha a cintura, proprio serve anche come se in giro gente che vuole rubare, non so, portafogli, roba, cioè, è un'arma di difesa, ecco. Oltre che in campagna ti serve. E Marangò, vabbè, era mio papà, fa legname, che se sai che sono chi che fa queste robe, ma se sta lì voltorando. Ciao Italo, scusa, là, stavolta. Si fa che si polvere i fiori, poi fa stare a becchi, vabbè. E Maseghera è il catarro, quando vedi la maseghera, no? Allora, non può spiegare altro. Matelota, accara, è una roba che usa in Trentino, noi diciamo putelotti, loro dicono mateloti per dire i voci, i bambini. Mismas, perché in Mismas, come dire, c'è qui un casino, confusione, Mismas, cioè, li studiavo una volta, nel senso che anche dal punto di vista del sonno, non del sonno, del suono, cioè mismas. Myth, tanti che anche sto soprannome, soprattutto se è un po' cicciotti, però myth in realtà vuol dire bagnà. Mocol, vabbè, una candela, di solito appena impizzata, che resta intorno a quel granizzotto lì. Però vuol dire anche se uno dice tirazomocoi, non vuol dire che tira su le candele accesa, vuol dire che bestemmia, tirazomocoi, ecco. Poi guarda che mettere moia, vuol dire metterlo nell'acqua, nell'umido, insomma, ma il problema è un casino, cioè, per esempio, sta qui che non ho mai sentito Mona, lei è un termine che bisogna andare sui libri di ginecologia, cioè, mi sono solo ogni tanto perché uno dice ma va Mona, cioè adesso è un augurio, oppure te sei Mona, come dire, non capisci niente, oppure ma va là Mona, va là, cioè come dire, dai, sto scherzando, sto scherzando niente, scherzi ti. Comunque se che domandai agli OPI il ginecologo che abita in via Asilo a Bologna, quello il dottore lo spiega ben tutto, che diceva, voglio essere cos'è la mona, uno spiega tutto, proprio poi Mordom è un morso, cioè c'è pas un mordom d'un cane, ecco, c'è pas un morso d'un cane. E dopo arriviamo a Musina è quella che una volta si usava, aveva varie forme, e mette dentro i soldini e mi sa che tornerà buona anche adesso, cioè ti metti dentro l'euro, adesso un centesimo, e così quando è piena ti vai a fare benzina e insomma qualcosa ti devi fuori. Dopo naranze, l'arancio, naranz, che non vuol dire naranz, un arancio solo, proprio naranz, tutta naranz.
in naranz le un arancio, do naranzi e do naranzi, cioè bisogna stare precisi su queste robe qui perché sennò mi fa casino, sai, mi telefono, mi dice, non ti insegni bene il dialetto. Allora, noseta o nosela, che sarebbe il maleolo che abbiamo spiegato in altre trasmissioni, te rosica le nosele, ecco, la nosela o la noseta è il maleolo, cioè state attenti quando vanno in giro i cani che dai mordoni che vi dicevo prima. E mi finiria con mi snega, mi senza capire che è bagnà, mi snega patocca, anche se dice proprio uno che cioè, nella zona della Vasca, del mare del Verderam, e finì male. Ancora, invece che i verbi, finisco con gli aggettivi, cioè aggettivi, io ho tolto, cioè sai che è una roba de pu o de mem, no? Mi viene poi una su bom, che vuol dire buono, e dopo una rian su, cioè una rian su, ho già scritto perché non sono mica iniziato l'ultima nef. Allora, vedete, aspetta che non li vede mica, allora bom, dopo una di sopra dobbiamo fare pu bom, per una di sopra ancora e il pu bom che è, e il massimo è allora se che te il T, quel giusto, cioè non potremmo noi stare tutta la sera accontentate che vuoi il pubon del pubon, cioè questo è l'accrescitivo degli aggettivi. Allora, buona Pasqua perché anche a noi servono i su baracca e burattini, insomma, e alla prossima puntata.